Benvenuti a Villa Badoer, dove mi appresterò a visitare le mie installazioni. La prima, come notate, queste icone blu lapislazzuli rappresentano un po' delle entità, delle figure, come se nell'icona dorata il signor Badoer, che era proprietario di questa villa, ospita i suoi cortigiani, e da questa scalinata noi passeremo ai piani nobili, dove ci sono altre mie installazioni e che andremo a spiegare, ad illustrare. Siamo all'interno delle sale di Villa Badoer. Sono particolarmente felice di essere riuscito a coniugare un aspetto artistico molto importante, che è quello di Domenico Di Filippo, con gli interni di questa importante struttura architettonica. Il connubio Domenico Di Filippo Andrea Palladio lo riteniamo, io personalmente in piena umiltà lo ritengo ben assemblato, e questa è una delle particolarità di Domenico Di Filippo. In tanti suoi allestimenti riesce a portare la sua sensibilità d'artista all'interno di queste meravigliose opere architettoniche. Questa è la storia di Domenico Di Filippo degli ultimi anni, e lo ricordiamo attraverso queste installazioni, queste sue opere. Partendo, possiamo ricordarlo, vero Domenico, dalla Rocca Possente di Stellata, in particolare Palazzo Pepoli di Trecenta e l'Oro dei Pepoli con i pronti allestimenti, e questo punto d'arrivo e punto di partenza per il futuro artistico di Domenico Di Filippo attraverso Villa Badoer. Ecco, queste sculture che io chiamo alberi, e si vedono che sono alberi, no? Questi rami proprio affusolati sono reali, le ho messe in cima a questi tronchi che in un certo qual modo sono stati scaturiti e stimolati dalle colonne ioniche del Palladio proprio nella villa che ospita le opere, e in un certo qual modo rispecchiano un po' i menhir. Questi sono lavori più recenti rispetto ai menhir che risalgono alla fine degli anni 90. Questi menhir hanno scaturito al posto della roccia questi arbusti, questi rami, che sono una conseguenza o uno sviluppo sempre di questa forma teutonica. Abbiamo là un altro menhir con una punta di cristallo, e questo dà una sensazione ancora più misteriosa, perché questo cristallo, come vedete poi sicuramente negli alberi che nei menhir, tendo a dare una forma architettonica proprio in base al reperto che utilizzo. Questo è un altro esempio, proprio su quello che poc'anzi ho detto, che questi alberi sono la conseguenza dei menhir. Come vedete, questi menhir, i due a fianco all'albero, sono opere sempre della fine degli anni 90, questo più recente, e cambia solo l'innesto principale che scaturisce la forma e la struttura dell'opera stessa. Questi sono i miei menhir, che sono delle opere che nascono nel 97, quando soggiornai per un intero anno a Sassari, dove fui chiamato ad insegnare nell'Accademia delle Arti di Sassari, e in giro per la Sardegna trovai questi reperti di roccia, no? Che poi, guardando questi reperti, fui come quasi folgorato sulla via di Damasco. Avevo scoperto in me stesso forse un'anima di scultore. Ecco, io in funzione di questi reperti, analizzandoli, trovo interessante la parte mancante. Diciamo che ho ricostruito con la mia tecnica di carta cemento la struttura che poteva avere in origine. Ecco che questi menhir, che sono poi degli elementi
che rappresentano delle forme anche così di divinità, qualcosa di misterioso, di simbolico, le ho realizzate tenendo conto della sua formazione architettonica. Questa per esempio sono le opere dedicate ai velli, questi velli che giusto appunto nel testo di Cesare Stella ha indicato come il vello di Giasone, questo c'è proprio un rimando mitologico di Omero, dove è vero, Giasone era alla ricerca del vello d'oro e chi avrebbe trovato questo vello d'oro avrebbe avuto poteri immensi. Ecco, in questo caso abbiamo proprio una pelle di montone, no? Chiaramente sormontata dalla mia icona, e poi abbiamo altri velli che sono il vello della passione, perché ci sono questi chiodi conficcati dentro proprio la tavola del vello, no? Come per ricordare la passione della crocifissione. Ecco, infatti questo si chiama proprio vello della passione. Poi abbiamo un vello con questi vetri che sono anche questo un rimando della nostra tradizione, questi non sono altro che delle teste di grossi otri di vetro che rimandano sempre a quella tradizione che faceva parte anche della nostra cultura contadina. Sempre nel sottotetto, nel granaio, come definiva il Palladio di Villa Badoer, sono inseriti e esposti anche i manoscritti che sono delle tavole che rappresentano con elementi alla maniera degli antichi manoscritti assiro-babilonesi che erano incisi sopra delle tavole di Creta, e che nei miei manoscritti sono inseriti elementi di memoria e di ricordo. Abbiamo per esempio il manoscritto tecnologico dove c'è una tastiera, e questa tastiera ormai fa parte del passato. Ecco, questo è molto interessante, questo manoscritto con questo mestolo che è smaltato, sono quegli strumenti di cucina che adoperavano i nostri nonni, no? Perché appartenevano al dopoguerra. Questi elementi sono scomparsi, però questo mestolo sopra un codice e anche simbolicamente questo mestolo serve da abbeverarsi alla cultura. Infine, esposti qui nel sottotetto, sono stati esposti i codici, i manoscritti e alcuni menhir. Questi codici che in questa serie sembrano fossilizzati, come ritrovati, così una specie di romanticismo del libro, dove purtroppo credo che con le nuove tecnologie si possa perderne la testimonianza, no? Vediamo con l'iPad che noi adesso leggiamo libri, guardiamo i giornali attraverso le nuove tecnologie, e in passato invece questo libro era lo strumento principale.